ancora, non ancora. Non ancora. Un cazzo curva e prego. Sì, sì. E allora potreste con un ponte. Anche che immagino poi con un cazzo dentro l'ente, tappando. E mia che nasceva fatto da un verde ai pali, di? Vedi? Pali colorati verdi. Ma Madonna da guardia se vede la mia. Di notte fino a lì? Faceva un guasto. La linea non tiene, devi suonare dopo. Come mestiere, Fa il video. Ma siamo qua, Sì, sì, ma io arrivo. Venite, venite. Lì che tre attori. Storia di hollywoodiano. Sapiente. Ah, che bello. Se piove sappiamo dove andare. Non perché i vipere. Vale. Ma lì si scalpellavano queste pietre. No, sono pietre normali così. Sono pietre del posto, le vedi lì? Sì, sono quelle, certo. Li tiravano giù, magari con qualche mino. Su quelle roccette. Guarda che poi lo ricordo, il 12 ottobre, lunedì, viene quello della cambiare. Tra i vegi. Eccoci, anche i vecchi, Tra i vegi, questa mangia verde poi un po' in corso di piselli. Un po' l'aglio, verde come l'aglio. L'aglio è verde. L'aglio è verde. Il romano, cambia colore secondo me. Come un camaleone. Più bello il Montecristo del Monte Croce. Che fogli. Raggio che la prende, vedi qua. Vede dentro Lazio, come si chiama? No, Cosa chiama gente che è sulla montagna dell'Alassio? La Madonna da guardia. quindi e poi la valle, vede la valle di Andorra. Sono qua. La foce del fiume Centa. Che sì. Bene, bene. No, mi sono sì. E care che cammisciolo. Però sì. Che belli ferri. Ah, guarda, hanno messo i vaporini, i sedili. Che meraviglia. Siediti. Che bene. Io non mi siedo perché... No, fanno quelle case strane. Poi raro. È borgata degli avvocati quella là. Quella lì sono due balestrini. Questi Terano conosceva di basso. Andai, qua in pasto. Io adesso però mi metto la mano. Ci vuole anche... C'è un po' d'aria. Porto di Borghese. Che vuoi? Cos'è?
Ah, ma ce l'ho da bere, sai, grazie. Ce l'ho da bere. Ma è Specie dolce. di No. C'è una tua moglie che ti deve chiedere permesso per la pubblicazione. Ah, che bene. Ah, che meraviglia. c'è una bella vista. Dall'alto di questo monte acuto, porca. dove i generali di Napoleone, Masséna in testa, scrutava la valle per dirigere le operazioni belliche. Dalle alture di Balestrino e di Toirano, le truppe francesi avanzavano contro gli austri piemontesi. La battaglia, conosciuta sotto il nome Battaglia di Loano, vide come vincitori alla fine i francesi. Dopodiché Napoleone, che non aveva partecipato alla battaglia perché temeva ancora, poi con la vittoria di Millesimo e altre vittorie, sbarcò a Genova e di lì diresse le operazioni personalmente. Non ci sono tracce di belliche, ma qui erano piazzati mortai, chiaramente. La fanteria scalava la vetta e mentre in basso la cavalleria faceva fuoco Non credo che avessero i mortai a quei tempi. sulle truppe nemiche. Loano ha dedicato, chissà perché, una piazza al generale Masséna, perché da quel momento noi, per un breve periodo, più ultradecennale, facemmo parte della Francia, della Repubblica Francese. Soltanto dopo il congresso di Vienna del 1815 la Liguria tornò al regno di Sardegna, ai Savoia, e finì. Viva la France! Viva la Lui. France. Sì,